È partito il progetto Area di Sviluppo Territoriale di Agrigento, una giornata di calcio, formazione e condivisione dedicata ai tecnici, dirigenti e giovani calciatori nel segno della crescita e dei valori federali. Protagonista in campo e nei momenti formativi il coordinatore regionale SGS Sicilia Stefano Valenti, che seguiamo in questa intervista, che è collaborato dal responsabile tecnico dello sviluppo Massimiliano Osman, dal dirigente Giovanni Puccio, il tecnico territoriale Vincenzo Petrucci, il tecnico territoriale Taisia Di Stefano e lo psicologo Alessandro Cereda. Professore Stefano Valenti è responsabile regionale della SGS. In questi giorni, anzi in queste ultime settimane, è partito un interessante progetto che investe diverse società della provincia. Ne vogliamo parlare? Sì, Carmelo, finalmente l'area di sviluppo territoriale arriva anche a Agrigento. È un progetto che il settore giovanile porta avanti da diversi anni con i centri federali un po' in tutta Italia. Nella nostra regione i centri federali sono due, precisamente a Catania e a Palermo, mentre l'area di sviluppo territoriale riusciamo fino ad ora a coprire alcune province. Tra le province più diciamo, quelle coperte sono Palermo, Trapani, Caltanissetta, Messina e Catania. E da quest'anno si aggiunge a queste città si aggiungono anche il territorio di Agrigento. È un progetto importante, un progetto che il settore giovanile porta avanti da diversi anni e che noi speriamo nel più breve tempo possibile anche di riuscire a coprire alcune province che attualmente sono scoperte come Enna, Ragusa e Siracusa. Dicevo, è un progetto importante perché è rivolto principalmente ai bambini e alle bambine, ma è rivolto anche ai tecnici e naturalmente anche ai genitori. È un progetto sì di natura tecnica e calcistica, ma prevalentemente anche un progetto educativo e con una metodologia assolutamente diversa, nuova, che il settore giovanile porta avanti. Lo staff che guiderà questo progetto nel nostro territorio è formato da 3 persone molto in gamba, preparate e formate. Parlo di Giovanni Pucci, che è il nostro responsabile tecnico territoriale. A lui sono affiancati 2 nostri allenatori territoriali, che è Vincenzo Petrucci e Taisia Di Stefano, formato da uno staff dicevo altamente qualificato, che avrà il compito di seguire queste nostre società che hanno aderito a questo progetto e che verranno coinvolte settimanalmente, anzi mensilmente dallo staff, questo staff nostro tecnico. Ecco, le società esatto. sono 8 che hanno fatto richiesta perché si entra in questo progetto attraverso una proposta da parte delle società e poi chiaramente il comitato regionale che io ho il piacere di guidare assieme a Massimiliano Osman, che è il responsabile tecnico, va a definire quali sono i requisiti che devono avere appunto queste società per far parte di questo progetto. Nella nostra provincia, dicevo, le società sono il Cassone Favara, Colle Verde, Marina di Parma, la San Giovannese, l'Atena, la Libertas 2000, l'Academy Santa Sofia e Unitas Sciac. Come vedi, Carmelo, abbracciamo un po' tutta la provincia, da Agrigento e con un bel numero di società comunque. Sì, sono 8 società che aderiscono, che fanno parte di questo progetto e con queste società il nostro staff avrà il compito di andare direttamente nei campi delle società, andare a proporre una metodologia, come dicevo poco fa, delle conosce program, dove sarà indirizzata ai bambini e alle bambine di cui le società hanno aderito. E quindi si tratta di un percorso programmato. Già per esempio oggi il nostro responsabile tecnico Giovanni Puccio ha già contattato e programmato per il mese di novembre le varie tappe in cui questo staff andrà nelle società e andrà a fare attività di formazione sia per i bambini, sia come dicevo che per i tecnici, che per
diciamo, i genitori che fanno parte anche di questa situazione. Quindi un programma prevalentemente di formazione dove le società che partecipano avranno il compito di seguire le linee guida del settore giovanile, perché loro hanno firmato un patto di collaborazione con il settore giovanile la settimana scorsa, dove in questo patto ci sono anche delle linee guida in cui la società e il settore giovanile di pari passo devono portare avanti per il bene del bambino o della bambina.